permesso di dare del tu al maestro Merola. No, però gliel'ho chiesto in diretta, ho detto posso darvi del tu, io parlo con il voi, antico educato napoletano, no? Con il lei, con il voi. E lui disse, hai capito perché, fai quello che vuoi. E io mi permisi di dargli del tu, dedicandogli questa poesia. È un momento di grande emozione da parte mia e anche da parte sua. La guardiamo insieme e poi dopo ritorniamo qui in linea diretta per il rush finale, semplicemente per i saluti, perché dopo questa poesia di sicuro c'è ben poco da aggiungere e da dire. A te Massimo, vai. Questo è piaciuto anche al maestro la prima volta che sono stato ospite alla piazzetta qui su Telea. Sì, diciamo che è una canzone diversa dalle melodie che fai spesso dalle mie canzoni, però anche questa fa parte. E tu già sai sempre la melodia. Maestro, io una volta vi ho sentito cantare Via Roma, ma è mai possibile? Stavamo in macchina e voi. Via Roma insieme a te. Volevo darvi, con il vostro permesso, per 1 minuto e mezzo del tu. Posso? Ma figurati, perché dici questo? Perché c'è una poesia che dai tu. Dai, con tutto il cuore, dai. Mario, ma tu ci pensi che fosse Napoli senza te? Fosse come una stagione che non tenesse il sole, fosse come l'acqua di mare che non tenesse il sale, e pure bene ci facesse male. Ma tu ci pensi che fosse questa vita senza te? Sagliesse in cielo o scendesse in dall'inferno e ti trovassi e ti portassi insieme a me. T'accattassi che tu suoni mia è più bella, tu sei la cosa più carnale coppa terra. Tu che l'hai tornata che non passa mai, ma muore ogni volta quando te ne vai. Ma ci penso, forse non ci pensa mai, che 100 anni insieme a te non sono cassato. Non lo posso immaginare che non ci stai, per me è impossibile. Ma se noi giorni insieme ai santi in paradiso ti incontrasse ti dicessi le stesse cose. Cercasse a Dio se mi potessero una casa in coppa a nuvola più bella e con te vicino a me. E se esiste veramente una vita, io pure che la voglio vivere con te. Tu sei una poesia che mi è rimasta rinda all'anima e mi fa vivere. Ma ci pensi che fosse questa vita senza te? Fosse come una creatura che non si è mai lasciata. Fosse come un cammino che non si è mai appicciato. Mario, la vita mia senza te fosse come una luce di Dio che si è studata. Mario Merola. Io direi di finire così, come lo fanno io. Viva Mario Merola, buonanotte a tutti, ci vediamo a ottobre. Ciao a tutti, grazie, buonanotte, ciao.